Guido, io vorrei che tu e Lapo e Dio fossimo presi per incantamento e messi in un vasel che ad ogni evento per mare andasse, al voler vostro e mio. Sì che fortuna o d'altro tempo rio non ci potesse dare impedimento, anzi, vivendo sempre in un talento di stare insieme, crescesse il disio. E monna Vanna e monna Lagia poi, con quella che è sul numer delle 30, con noi ponesse il buon incantatore, e quivi ragionar sempre d'amore, e ciascuna di lor fosse contenta, siccome io credo che saremo noi. Distarco tanto quanto si discorda è l'incipit di una serata. Ci sono 6 gradi di distanza che abbiamo immaginato tra noi e Dante. Un Dante, per giocare con il titolo della rassegna, che è vicino e lontano, alle volte lontanissimo, uomo che nasce nella cultura del Medioevo e che a questa cultura rimane radicato, e per questo ogni tanto ci sembra così oscuro o lontano. Bisogna sfatare il mito che per forza un grande autore, un grande genio debba essere necessariamente contemporaneo. Lo si strapperebbe da quella matrice che è stata la cultura vivace, il grembo germinoso, direbbe lui, dal quale si è formata la sua immaginazione, la sua poetica. Certo, i grandi sono capaci di sguardi lunghi e quindi questa sua dimensione, che è prettamente medievale, arriva fino a noi e ci interroga, e molto spesso ha capacità quasi di veggenza. 6 gradi, dicevamo. Il primo sarà l'amore, poi la morte, il suono, o la musica se volete, la politica, l'erranza e Dio. E nel gioco dantesco la chiusura di Dio sarà nuovamente l'amore. Non è una lectio Dantis, non è una lettura nemmeno Dantis, saranno soltanto delle suggestioni. La musica del maestro Paolo Forte, studiata, improvvisata, diventerà cassa di risonanza tra
le parole del poeta e le più umili chiose che io vi metterò accanto. Ma cominciamo dal primo quadro. Il tempo è il tempo che volge al disio di un'ora, quindi in un'ora li concentreremo tutti assieme. Sarà proprio un transumanar lento. L'amore. Per Dante l'amore, lo sappiamo bene, è quella energia, quell'energeia, avrebbero detto i greci antichi, che è capace di innervare di sé l'universo intero, muove il sole e tutte le altre stelle nella loro compagine infinita. È una vertigine cosmica, ha la stessa forza che vede tralucere le innervature di un filo d'erba, ha la poesia della rugiada che cade dalle stelle, come si credeva nel Medioevo, rugiadosa appunto, roscida come il miele, e nello stesso tempo ha la potenza deflagrante dei cieli stellati, la meraviglia che ci lascia perduti mentre contempliamo quell'infinito nella finitudine del nostro essere. Ma per giocare con le discordanze e con le distanze, l'assaggio d'amore che qui diamo di Dante è quello di un ragazzo innamorato che ancora non sa di essere Dante, che ancora non sa, perché non ha letto Celso, non ha letto Galeno, non ha letto il De Amore di Andrea Cappellano, non sa che la mescolanza degli umori, che questa malattia che si chiama amore ingenera in ciascuno di noi per un'idea, per uno sguardo, per delle labbra, non lo sa, che mescola insieme aria, acqua, terra e fuoco, e quindi l'universale distopia, se volete, e l'intersezione cosmica, non lo sa ancora. Per lui amore, e ce lo racconta nella Vita Nova, è una malattia, una febbre che lo prende all'improvviso, e questo lui dice accostando al testo una ballata, affidando poi sulla moda dei provenzali alla ballata le sue parole, affinché abbiano l'ardire di giungere a colei che lui ha veduto e di cui si è innamorato, ma sono entrambi ragazzini. E ora, tornando al proposito, dico che poi che la mia beatitudine mi fu negata, mi giunse tanto dolore che partito me dalle genti in solinga parte andai a bagnare la terra d'amarissime lagrime. E poi che alquanto mi fue sollenato questo lagrimare, misimi nella mia camera, là ov'io potea lamentarmi senza essere udito, e quivi, chiamando misericordia alla donna della cortesia e dicendo amore, aiuta lo tuo fedele, m'addormentai come uno pargoletto battuto lagrimando. E avvenne quasi nel mezzo dello mio dormire che me parve vedere nella camera lungo me sedere uno giovane vestito di bianchissime vestimenta, e pensando molto quanto alla vista sua mi riguardava là dove io giacea. E quando m'avea guardato alquanto, pareami che sospirando mi chiamasse, ond'io, assicurandomi, cominciai a parlare così con esso: Signore della nobilitate, perché piangi tu? E quegli mi dicea in parole volgari: non dimandare più che utile ti sia. E però cominciai allora con lui a ragionare della salute per la quale mi fue negata, e domandò la cagione. Onde, ricordandomi, trovai che questa visione m'era apparita nella 9ª ora del die, e anzi che io uscisse da questa camera, proposi di fare una ballata. Ballata. Io vo che tu ritrovi amore, e con lui vade a Madonna davante, sì che la scusa mia, la qual tu cante, ragioni poi con lei, lo mio Signore. Tu vai, ballata, sì cortesemente, che senza compagnia dovresti avere in tutte parti ardire. Ma se tu vuoli andar sicuramente, ritrova l'amor pria, che forse non è ben senza lui gire, però che quella che ti dee a udire, siccome io credo, è ver di me adirata,
e se tu di lui non fossi accompagnata, leggeramente ti faria disonore. Se ed ella non ti crede, di che domandi amore, che sa lo vero. Ed alla fine falle umile preghiero, lo perdonare se le fosse a noia, che mi comandi permesso che io moia, e vedrassi obbedir bon servitore. Gentil ballata mia, quando ti piace, movi in quel punto che tu ne aggia onore. E nel silenzio che va stemperandosi come se fosse un tableau vivant tipico del Medioevo, ecco apparire la morte
La morte innerva la vita, la attraversa. Per un uomo del Medioevo è presenza costante, la si trova negli affreschi, nei sepolcreti, la si sente raccontare dai predicatori, i francescani, i domenicani, che ricordano all'uomo quanto la morte sia importante per apprendere il senso della vita. C'è in alcuni libri d'ore straordinari l'invito che la morte fa a ciascuno di noi a ricordarsi di rimanere in vita fino al momento in cui lei non verrà a bussare alla nostra porta, giacché che tanti e molti e troppi sul momento in cui io li vengo a chiamare già son morti. È interessante. In questi piccoli assaggi che adesso daremo sul tema della morte, cominciamo ancora una volta con un Dante ragazzino, sempre dalla vita nova, sconvolto per il fatto che a Firenze, negli stessi mesi in cui viene a mancare la sua Beatrice, muore un'altra giovane fanciulla. La morte è in agguato, la mortalità è altissima e prende anche vite che sono giovani, e non c'è nulla di più sozzo e villano della morte di una vita che ancora non ha compiuto la sua maturità, che non è ancora giunta al suo compimento. E qui Dante, da lontano e da distante, non discorda, ma è molto vicino umanamente a noi, la ribellione di ciascuno di noi davanti ad una morte che non avrebbe dovuto essere ancora presente. E lo ricorda dicendo che, ricordandomi che già l'avea veduta fare compagnia a quella gentilissima, non poteo sostenere alquante lagrime, anzi piangendo mi proposi di dicere alquante parole della sua morte, in guiderdone di ciò che alcuna fiata l'avea veduta con la donna mia. E di ciò toccai alcuna cosa nell'ultima parte delle parole che io ne dissi, siccome appare manifestamente a chi lo intende, morte villana. E qui Dante si fa volutamente ingenuo. Nella forza di quello che adesso ascoltiamo, noi ritroviamo il ritmo di una ballata medievale, di una lauda, in cui le rime sono baciate, sono semplici, sono quasi naif, ma forse per questo diventano ancora più vere per noi. Morte villana, di pietà nemica, di dolore madre antica, giudicio incontestabile, gravoso, poi che hai data matera al cor doglioso, ond'io vado pensoso, di te blasmar la lingua s'affatica, e s'io di grazia ti vuoi far mendica, convenesi che io dica lo tuo fallar d'ogni torto tortuoso, non però che la gente sia nascoso, ma per farne cruccioso chi d'amor pinnanzi si notrica. Dal secolo hai partita cortesia, e ciò che in donna da pregiar virtute, in gaia gioventute distrutta hai l'armoniosa leggiadria. Più non vuoi discrovir qual donna sia, che per le proprietà sue conosciute, chi non merta salute non speri mai d'aver tua compagnia. E poi da qui arriviamo nel sublime, ed è un Dante concettualmente elevatissimo, quello che nell'11° canto del Purgatorio ci ricorda che la morte è lì a tenerci ben presente, che la vita di ciascuno di noi altro non è che un fiato di vento. Oh, vana gloria delle umane posse, come poco verde in sulla cima dura, se non è giunta dalle etati grosse. Credette Cimabue nella pittura tenerlo campo, e ora ha Giotto il grido, sì che la fama di colui è scura. Così ha tolto l'uno all'altro guido la gloria della lingua, e forse è nato chi l'uno e l'altro caccerà dal nido. Non è il mondan rumore altro che un fiato di vento, che or vien quinci e or vien quindi, e muta nome
perché muta lato. Che voce avrai tu più se vecchia scindi da te la carne, che se fossi morto, anzi che tu lasciassi il pappo e il dindi, pria che passi 1000 anni, che più di corto spazio all'eterno che un muover di ciglia al cerchio che più tardi in cielo è torto. Colui che del cammin sì poco piglia dinanzi a me, Toscana sonò tutta e ora appena in Siena si pispiglia. Ond'era Sire quando fu distrutta la rabbia fiorentina che superba fu a quel tempo, sì come ora è putta. Vostra nomanza è color dell'erba che viene e va, e quei la discolora per cui ella esce dalla terra acerba. E siamo arrivati al punto cardine che divide i primi 2 quadri dai secondi e non potevamo parlare che del suono. Il suono che è capace di creare paesaggi, che nella mistica medievale è il riverbero dell'assoluto, tanto che Adamo diventa
homo nominans, colui che dà il nome a tutte le cose create non da lui ma animate dal nome che viene loro conferito, come se quella vibrazione penetrasse nelle forme, negli accidenti e nelle sostanze e riuscisse a restituirli in tutta la loro policroma e meravigliosa varietà. E qui Dante si fa vicino, qui elimina la distanza che ha da noi, perché la sua attenzione si fa rarefatto esperimento di linguistica, ma anche, passateci il termine, rapsodia. Una rapsodia che qui cerchiamo di condensare in una sorta di mescolanza che parte dal basso, dal greve, dalle parole, dalle voci, chiocce dell'inferno, per passare poi alle atmosfere sempre più rarefatte, contemplative e bellissime del paradiso. Non è una scelta casuale, non sarà una lettura ordinata, giocheremo con la parola, ritorneremo su alcune parole, non ci sarà interruzione, non ci sarà possibilità di capire quale canto, quale verso e quale passaggio, non importa. Il suggerimento è quello di perdersi nel labirinto delle parole. La voce è un battito d'aria, diceva il commentatore Isidoro di Siviglia, che deve entrare nel labirinto del nostro orecchio per fecondare le idee, dal momento che le idee si concepiscono. E allora proviamo ad elevarci, ma prima dobbiamo partire dalle taverne, dal ventre della città, poi la lingua si modificherà e noi con lei. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte, fioche e suon di man con elle facevano un tumulto, il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta, come l'arena quando turbo spira. E appresso ciò lo duca fa che pinghe, mi disse, il viso un po' più avante, sì che la faccia ben con l'occhio attinghe di quella sozza e scapigliata fante, sozza, che là si graffia con l'unghie merdose e or s'accoscia e ora in piedi stante taide è la puttana che rispose al drudo suo quando disse «Ho io grazie grandi a pote?» Anzi, meravigliose, e quinci sien le nostre viste sazie. Tratti avante, Alichino, e Calcabrina, cominciò egli a dir, e tu Cagnazzo, e Borbariccia, guidi la decina, Libicocco, vegni oltre, Draghignazzo, Ciriatto Sannuto, e Graffiacane, Farfarello e Rubicante pazzo. Cercate intorno le boglienti pane, costor sian salvi infino all'altro scheggio che tutto intero va sovra le tane, ed elli a me non vo che tu paventi, lasciagli di grignar pur a lor senno e fanno ciò per li lessi dolenti, per l'argine sinistro volta di enno, ma prima che ciascun la lingua stretta coi denti verso lo duca per cenno, ed egli avea del cul fatto trombetta, e l'un di lor che si recò a noia, forse d'esser nomato sì oscuro, col pugno li percosse l'epacroia, e quella sonò come un tamburo. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator ferbendola
ai capelli del capo, che egli avea di retro guasto. E quand'ebbe detto ciò, con gli occhi torti riprese il teschio misero coi denti che furo all'osso come d'un can forti. Ai Pisa, vituperio delle genti, del bel paese là dove il sì suona, poi che i vicini a te punir son lenti, muovasi la capraia e la gorgona e faccian siepe ad Arno in su la foce, sì che elli anneghi in te ogni persona. Ma qui la morta poesia resurga. O sante muse, poiché vostro sono, e qui Calliope alquanto surga, seguitando il mio canto con quel suono, dolce color d'oriental zaffiro, che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo puro infino al primo giro, dolce color d'oriental. La voce pria passò volando, vinum non habent, altamente disse, e dietro a noi l'andò iterando, vinum non habent. Vinum non habent, e pria che del tutto non si udisse, per allungarsi un'altra i sonoreste, passò gridando e anco non s'affisse. Come si volge con le piante strette, a terra entra sé, donna che balli, a piede innanzi a piede appena mette, volvesi in sui vermigli e sopra i gialli, fioretti verso me non altrimente, che vergine con gli occhi onesti avvalli, e fece i preghi miei esser contenti, si appressando sé, che il dolce suono veniva a me coi suoi intendimenti. Quando la rota, che tu sempiterni desiderato, a sé mi fece atteso con l'armonia che temperi e discerni, parvemi tanto allor del cielo acceso, della fiamma del sol, che pioggia o fiume, lago non fece alcun tanto disteso. Il nome del bel fior che io sempre invoco, e mane e sera tutto mi restrinse l'animo ad avvisar lo maggior foco. Qualunque melodia più dolce sona, qua giù e più a sé l'anima tira, e parrebbe nube che squarciata tona, comparata al sonar di quella lira onde si coronava il bel zaffiro, del quale il ciel più chiaro si inzaffira.
Paolo Forte. Come vi dicevo, interprete e non accompagnatore. La politica, qui ce ne sarebbe parecchio da dire, ma due semplici accenni. La politica è lontanissima dal nostro presente, quella in cui Dante crede, un mondo governato da un imperatore saggio e da un papa buono. Forse su uno dei due quasi ci siamo, l'altro è meglio in qualche maniera non immaginarlo nemmeno, ma Dante è un conservatore. Cacciaguida nel XV del Paradiso va cantando l'amore per un mondo che non c'è più e che Dante vorrebbe che tornasse. Non avea catenella, non corona, non gonne contigiate, non cintura che fosse a vedere più che la persona. Non faceva nascendo ancor paura la figlia al padre, che il tempo e la dote non fuggì in quinci e quindi la misura. Non avea case di famiglie vote, non v'era giunto ancor Sardanapalo a mostrar ciò che in camera si puote. Non era vinto ancor Montemalo dal vostro uccellatoio, che, come è vinto, nel montar su così saria nel calo. Bellincion Berti vidio andar cinto di cuoio ed osso e venir dallo specchio la donna sua senza il viso dipinto. E vidi quel di Nerli e quel del vecchio esser contenti alla pelle scoperta e le sue donne al fuso e al pennecchio. Oh, fortunate! Ciascuna era certa della sua sepoltura e ancor nulla era per Francia nel letto diserta. L'una vegghiava a studio della culla e consolando usava l'idioma che prima i padri e le madri trastulla. L'altra, traendo alla rocca la chioma, favoleggiava con la sua famiglia di Troiani, di Fiesole e di Roma. Questa è la società ideale per Dante in un'epoca in cui già ci sono donne che hanno contezza di scrittura, donne che si ribellano, la Margherita di Fra Dolcino per esempio, donne che già da qualche secolo scrivono di teologia e si occupano di questioni altissime, Roswitha, la stessa Hildegarda von Bingen, ma l'immagine di Dante è ancora legata ad una vagheggiata società dell'oro. Ma quello che è interessante invece in Dante, questo sì, e di nuovo la distanza s'accorcia, è l'impegno. Dante è un feditore, combatte per la sua idea, rischia, perde qualsiasi cosa. E quindi la sua immagine, l'immagine che ci dà degli ignavi è potentissima. E questo sì lo avvicina di nuovo a noi e ci fa capire quanto l'impegno sia importante per non entrare mai in quella massa grigia di cui più tardi Primo Levi avrebbe detto, quelli per cui tutto va bene, purché non mi diano fastidio. E io che riguardai vidi un'insegna, che girando correva tanto ratta che d'ogni posa mi parea indegna, e dietro le venia sì lunga tratta di gente ch'io non avrei creduto che morte tanta n'avesse disfatta. Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltade il gran rifiuto. Incontanente intesi e certo fui che questa era la setta dei cattivi a Dio spiacenti e ai nemici sui. Questi sciagurati che mai non fuor vivi erano ignudi e stimolati molto da mosconi e da vespe che eran ivi, elle rigavan lor di sangue il volto, che mischiato di lagrime ai lor piedi da fastidiosi vermi era ricolto.
Arriviamo agli ultimi due momenti. Sull'erranza Dante è vicinissimo e lì la distanza sembra proprio rarefarsi, perché sembra che parli di noi e sembra quasi che dalle immagini che lui è capace di evocare noi si possa vedere un mondo che è attraversato da erranti. Sì, è vero, parla estesamente Dante di pellegrini, coloro che hanno la strada e la meta certa, li divide tra Palmieri, tra Romei, tra Jacobiti, però poi parla di altri viandanti, quelli che si mettono sulla strada perché sono spinti da furiosi venti. E le spiagge che Dante descrive e le vite che Dante descrive paiono approdare in questa plaga tristissima che in questi anni il Mare Nostrum è diventato. Veramente io sono stato legno senza vela e senza governo, portato a diversi porti e foci e liti dal vento, quello secco che vapora la dolorosa povertade, e sono apparito agli occhi a molti che forse che per alcuna fama in altra forma m'aveano immaginato, nel conspetto dei quali non solamente mia persona invilio, ma di minor pregio si fece ogni opera sì già fatta come quella che fosse a fare. Ebbe modo di dire alcuni anni fa Gino Strada, un uomo che alcuni definirono un medico dalle idee confuse. Gino Strada ha aperto ospedali nei paesi più disgraziati del mondo, ivi compresa l'Italia. Ebbe a dire: ma quanti Michelangelo e quanti Donatello dai barconi cadono sul fondo del mare. Leggendo questo passaggio bellissimo di Dante viene da pensare quanti Dante scendono o cadono o s'attuffano e non risorgono o vengono disprezzati per il vestito che portano, nel qual vilio. Siamo tutti in exito Israel de Egitto, ma talvolta la bellezza è l'estasi che riesce a salvarci in quel momento faustiano in cui ci riconosciamo umani, malgrado tutto, e diventa canto. In exito Israel de Egitto cantavan tutti insieme ad una voce, con quanto di quel salmo è poscia scritto. Da tutte le parti saettava al giorno lo sol, che avea con le saette conte di mezzo il ciel cacciato Capricorno, quando la nova gente alzò la fronte ver noi dicendo: se voi sapete, mostratene la via di gire al monte. E Virgilio rispose: voi credete forse che siamo esperti d'esto loco, ma noi siamo peregrini come voi siete. Dinanzi venimmo, innanzi a voi un poco, per altra via che fu sì aspra e forte, che lo salire ormai ne parrà un gioco. Io vidi una di loro trarresi avante per abbracciarmi con sì grande affetto che mosse me a far lo somigliante. Ombre vane, fuor che nell'aspetto, 3 volte dietro a lei le mani avvinse e tante mi tornai con esse al petto. Di meraviglia, credo, mi dipinsi, perché l'ombra sorrise e si ritrasse, e io seguendo lei oltre mi pensi. Soavemente disse ch'io posasse, allor conobbi chi era e pregai che per parlarmi un poco s'arrestasse. Amor che nella mente mi ragiona, cominciò egli allor sì dolcemente che la dolcezza ancor dentro mi suona. E questo sta a significare che puoi essere esule e tradito, pellegrino e sradicato, puoi essere appena uscito dal pelago
alla riva e guatare verso il mare che è ancora periglioso e ingrato e agitato. Puoi essere additato dagli altri con stizza, con rabbia o con noia, perché i tuoi vestiti non palesano chi tu sia, ma se sei capace di restare incantato davanti all'incantamento di un canto, non hai perduto la umana semenza, sei ancora umano. Coloro che non lo sono più sono gli altri, quelli che non ti riconoscono. Una donna che ha intelletto d'amore doveva essere qui con noi sul palco oggi, ma erranze diverse della vita la portano verso luoghi in cui forse non vorrebbe essere, ed è Claudia Grimaz che ha inventato con noi questa cosa e per la quale chiederei un canto d'applauso. Grazie. E chiudiamo in pochi minuti con la contemplazione somma, perché, come diceva Tennyson, Dio è talmente grande che sa nascondersi dentro la madreperla di una conchiglia. E in questo ultimo quadro forse Dante
raggiunge il massimo livello di vicinanza, non di distanza. Sembra assurdo, e invece è così, perché ve ne accorgerete, lo sapete bene, l'immagine che Dante ci dà di Dio è un'immagine straniante. Quando contempla l'assoluto, intravede nel gioco delle sfere e nella luce intensa il volto dell'uomo. È come l'immagine di Borges, di quell'individuo che per tutta la vita è andato disegnando strade, orti, palazzi, campanili, case, chiese, altre strade, e alla fine si è accorto che ha dipinto il suo stesso volto, e questo accade a Dante. È un Dio che si umanizza, è un Dio che perde forse l'equilibrio delle meravigliose sfere e si degna di farsi umano, e forse in questo è davvero, nella visione straordinaria di Dante, Dio, un Dio che preferisce essere esule e sfinito e insanguinato, a immagine e somiglianza dell'uomo che ha creato. Qual è colui che sognando vede e che dopo il sogno la passione impressa rimane e l'altro alla mente non riede? Cotal son io che quasi tutta cessa mia visione e ancor mi distilla nel core il dolce che nacque da essa. Così la neve al sol si dissigilla, così al vento nelle foglie lievi si perdea la sentenza di Sibilla. O somma luce, che tanto ti levi dai concetti mortali, alla mia mente ripresta un poco di quel che parevi, e fa la lingua mia tanto possente che una favilla sol della tua gloria possa lasciare alla futura gente, che per tornare alquanto a mia memoria e per sonare un poco in questi versi più si concepirà di tua vittoria. Io credo, per l'acume ch'io soffersi del vivo raggio, ch'io sarei smarrito se gli occhi miei da lui fossero aversi, e mi ricorda ch'io fui più ardito per questo a sostener tanto ch'io giunsi l'aspetto mio col valore infinito. O abbondante grazia, ond'io presunsi ficcar lo viso per l'eterna luce tanto che la veduta vi consunsi.
nel suo profondo, vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si squaderna, sostanze, accidenti e lor costume quasi conflati insieme, per tal modo che ciò ch'io dico è un semplice lume. La forma universal di questo nodo credo ch'io vidi, perché più di largo dicendo questo mi sento ch'io godo. Un punto solo, m'è maggior letargo che 25 secoli all'impresa che fe Nettuno ammirar l'ombra di Argo. Così la mente mia tutta sospesa mirava, fissa, immobile, attenta, e sempre di mirar faceasi accesa. A quella luce cotal si diventa che volgersi da lei non si consenta, però che il ben che è del volere obietto tutto si scioglie in lei e fuor di quella è difettivo ciò che lì è perfetto. Ormai sarà più corta mia favella, pura quel ch'io ricordo che d'un fante che bagna ancor la lingua alla mammella, non perché più che un semplice sembiante fosse nel vivo lume che io mirava, che tal è sempre qual s'era davante, ma per la vista che s'avvalorava in me guardando una sola parvenza, mutando mio, a me si travagliava. Nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvemi 3 giri di 3 colori e di una contenenza, e l'un dall'altro come iri da iri parea riflesso, e il terzo parea foco che quinci e quindi ugualmente si spiri. Oh, quanto è corto il dire come è fioco al mio concetto, e questo a quel ch'io vidi è tanto che non basta dire poco. Oh, luce eterna che sola in te sidi, sola t'intendi e da te intelletta e intendente te ami e arridi. Quella circolazione che si concetta pareva in te come lume riflesso dagli occhi miei alquanto circonspetta dentro da sé, del suo colore stesso mi pareva pinta della nostra effigie, perché il mio viso in lei tutto era messo. E qual è il geometra che tutto s'affige per misurarlo cerchio non ritrova, pensando a quel principio ond'elli indige, tal era io a quella vista nova. Veder voleva come si conviene l'imago al cerchio e come vi si indova, ma non eran da ciò le proprie penne, se non che la mente mia fu percossa da un fulgore in che sua voglia venne, e all'alta fantasia qui mancò possa, ma già volgeva al mio disio e il velle, sì, come rota che egualmente è mossa, l'amor che muove il sole e le altre stelle. Paolo Forte. Dante Alighieri.
Angelo Floramo! Io credo che questo sia l'applauso più lungo che si sia mai sentito in questa chiesa. E davvero mi sento, dinanzi a tanta meraviglia, mi sento così piccola che non riesco a trovare le parole per ringraziare Angelo Floramo per questo omaggio a Dante Alighieri costruito sul tema del nostro festival e alla meraviglia della fisarmonica di Paolo Forte, che davvero sa sprigionare l'armonia delle sfere celesti. Con un abbraccio anche a Claudia Grimaz, grazie davvero. Grazie.